Va ora in onda Movie Time. È arrivato Vincent! Sembra proprio un bravo ragazzo! Ciao Vincent! Vincent, ricordati che la prima impressione è tutto. Ciao Vincent! Perché non mostrate a Vincent la sala proiezioni? Non mangia, guance rosse, aria sconvolta. O questa ragazza si è follemente innamorata di qualcuno oppure è stata punta da una zecca. Il suo nome è Vincent. Si è innamorato di una zecca che si chiama Vincent. È un ragazzo carinissimo della mia scuola. È stupendo. Troppo bello per una come me. Hai detto bene. Vincent è fantastico. In un film di Bollywood prenderebbe la ragazza, la sorella e la bellezza di 4 capri come dote. Vincent è un bravo ragazzo. Mi ha fatto avere un nuovo armadietto lontano dal bagno dei maschi. Tipico di ragazzi come lui. All'inizio sono romantici, ti dicono belle parole, ti regalano fiori e aumentano la distanza tra te e i bagni. Ma ti assicuro che ha una cattiva influenza su di te. Vincent è la cosa migliore che mi sia mai capitata nella vita. Di addio a Vincent. Addio, Vincent. No, ma non così. E attento, ti tengo d'occhio, ragazzo. Non puoi impedirmi di vedere Vincent. Ti fai troppi film, prenditi l'Exodan. Anch'io mi faccio 1000 film. Per dormire mi faccio un festival di Cannes. Faccio un festival di... Io sono Iron Man. L'armatura e io siamo un tutt'uno. Consegnare l'armatura vorrebbe dire consegnare me stesso e questo equivarrebbe ad un contratto di schiavitù o di prostituzione a seconda delle circostanze. Non può avere. Senta, io non sono un esperto. Di prostituzione non di certo, lei è un senatore. Siamo seri! Benvenuti in Movie Time, la magia del cinema. Vincent De Maio, Radio Libertà, la nostra splendida libera radio. Oh, che bello ritrovarvi. Come state? Tutto bene? Allora, il freddo già si sente. Oh, non vedevo l'ora di assaggiare, di assaporare questo bel freddo dentro di me, proprio a sentirlo sulla pelle perché mi fa sentire vivo. Basta il caldo mi stanca, mi scoccia. Dopo una settimana di sole, di mare, ne ho le balle piene. Viva la montagna, viva il freddo. E se lo dice un terroncello come me che è nato sul mare, veramente sono nato sulla spiaggia in un paese di pescatori, è chiaro che fa un po', diciamo, strano, ma io adoro il freddo. E non vedo l'ora di vedere anche la nebbia qua sulla nostra, diciamo, meravigliosa città che è Milano, la capitale del cinema dalla quale noi trasmettiamo. Magari fosse la capitale del cinema. Vabbè, in ogni caso, proprio perché parliamo di grande cinema, oggi vi proponiamo una puntata speciale, sapete su quale tema? Sulle locandine dei film, che sono vere e proprie opere d'arte che condensano l'essenza di una pellicola. C'è stata un'evoluzione artistica nel manifesto, diciamo che ha origine addirittura fine 800, inizio 900, giù di lì, no? La locandina nasce con il cinema, inizialmente come una semplice diciamo immagine, un semplice avviso, con pionieri come Leopoldo Metti-Kollwitz, i cui manifesti erano pensati dipinti a mano. Dovete sapere che la scuola italiana è considerata la migliore al mondo, dopo il doppiaggio, eccetera, eccetera. Quindi nel cinema abbiamo grandissimi artisti, no? Artisti, per esempio, come Anselmo Ballester, famoso per ritratti intensi. Vi ricordate Fronte del Porto, La signora di Shanghai? Ecco, sono le locandine che ha disegnato lui. Luigi Martinati, maestro delle figure femminili, la locandina tipo L'altro uomo, Casablanca in Italia chiaramente, no? Silvano Campeggi, le sue locandine per i colossal hollywoodiani Cantando sotto la pioggia, Colazione da Tiffany, e poi l'artista degli artisti Renato Casaro, l'ultimo grande, si chiamavano, pensate un po', cartellonisti, che ha realizzato più di 1500 locandine. Alcuni esempi in sintesi, poi entriamo meglio nel dettaglio. L'ultimo imperatore, Rambo, Balla coi lupi, locandine come opere d'arte, Il silenzio degli innocenti. Vi ricordate la locandina con la farfalla notturna? Ecco, la farfalla sulla bocca di Jodie Foster, la falena sfinge, con un motivo che ricorda un teschio umano. È una diretta citazione, pensate un po', alle opere di Salvador Dalì.
c'è anche un po' il feticismo della morte. Oppure E.T. di Steven Spielberg del 1982, la mano che tocca l'altra. L'immagine è un omaggio diretto al particolare della creazione di Adamo di Michelangelo sulla Cappella Sistina. Insomma, la scintilla della vita, il tocco divino e il contatto tra specie, cioè in questo caso era sulla locandina di E.T. La specie degli esseri umani con gli extraterrestri. Quindi pensate un po' che cosa c'è dietro una semplice apparente locandina. In realtà c'è tutta una ricerca psicologica e c'è già lì la trama del film. Ne parleremo qui in Movie Time, la magia del cinema. Con chi? Con Vincent De Maio, il vostro Vin Diesel dei poveri, il vostro Vincenzino Gasolio, il vostro Ernafta. E allora Radio Libertà, Movie Time, la magia del cinema. Spegnete le luci, alzate il volume a palla. Iniziamo! Ehi bionda! Lo sai di chi sei figlio tu? Sei figlio di una grandissima Il capo non mi ha visto affatto, stanco io ci credo. Cazzo, se sei bianco sembri fatto, togliti sto viso sfatto. Circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila. E non importa la cura, la soglia del dolore, la tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno. E quando sarai pronto torna pure a dare fuoco al mondo. Fingo e spingo e tutti mi convincono che se fingo ancora un giorno sembrerà normale rimanere muto. Se non hai speranza perché chiedi aiuto, stanotte non lo so, no. Fingo e fingo, stanotte non distingo, e spingo quel lago nelle vene. Paura e ipocrisia, chi è l'assassino entrambe, quindi non costringerci a spargere altro sangue. Il posto in cui la vita mi lasciò non merita menzione. Non sei morto e non sei Dio, non dimenticarlo che sei nato con una missione per la gente che ti aspetta in fila ore e ore ed ore. C'è chi si fida di te, che tu li possa curare come tu ti fidasti di loro, quindi fai quel che ti pare, scegli tu il momento, basta cazzate e mettiti a cantare. E spingo, stanotte non lo so, no. Fingo e spingo e tutti mi convincono che se fingo ancora un giorno sembrerà normale rimanere muto. Se non hai speranza perché chiedi aiuto, stanotte non lo so, no. Fingo e fingo, stanotte non distingo, e spingo quel lago nelle vene. Paura e ipocrisia, e l'assassino entrambe, quindi non costringerci a spargere altro sangue. Ora è il turno dei grandi, che hanno un grande segreto, senza scomodarti, abbandonati ai fatti, concediti all'evento, all'innamoramento eterno. E spingo, stanotte non lo so, no. Fingo e spingo e tutti mi convincono che se fingo ancora un giorno sembrerà normale rimanere muto. Se non hai speranza perché chiedi aiuto, stanotte non lo so, no. Fingo e fingo, stanotte non distingo, spingo e spingo quel lago nelle vene. Paura e ipocrisia, che l'assassino entrambe, quindi non costringerci a spargere altro sangue. Benvenuti, Movie Time è la magia del cinema. Se vi siete appena sintonizzati, stiamo in questa speciale puntata parleremo delle locandine che non sono delle pubblicità per quanto riguarda un film, sono vere e proprie opere d'arte che
in un solo fotogramma, in una sola immagine, riescono addirittura a trasmettere l'emozione. In genere è persino la profondità tematica di un film. Molte, pensate un po', sono diventate più famose di quadri. Ecco allora che abbiamo raccolto alcuni esempi di locandine di film indimenticabili che hanno catturato l'essenza della loro storia e sono diventate iconiche in tutto il mondo. Parliamo subito della locandina dello squalo. Era il 1975 quando la paura emerge dal profondo blu. Allora troviamo in questa immagine, no, nella locandina, la spiaggia, il sole, il suono delle onde, l'estate perfetta. Ma c'è una locandina che ci ha insegnato che sotto la superficie si nasconde l'incubo. Oggi in Movie Time vi proponiamo e vi portiamo nelle acque insidiose di Amity, analizzando l'iconica locandina dello squalo. E allora troviamo la nuotatrice in superficie, la sua innocenza, la sua vulnerabilità e poi il gigante che emerge dalle profondità dell'acqua blu, la sua bocca spalancata come un abisso. Ecco, questa locandina è un capolavoro di design. Non mostra il mostro in tutta la sua grandezza, ma ne suggerisce la potenza e la minaccia, giocando sulla nostra paura primordiale, il contrasto tra l'azzurro limpido della superficie e l'oscurità del profondo blu, con quel titolo rosso sangue che urla pericolo. È una pura tensione visiva. La locandina sfrutta la psicologia del terrore, ci pone nella prospettiva della vittima, cioè che è ignara del destino che l'aspetta. È proprio in questo che risiede la sua potenza, la sua forza. È un promemoria visivo che la paura più grande è quella che non vedi, ma che sai che è lì, in vigile attesa. Movie Time, la magia del cinema, lo squalo. Tu domani vai sulla spiaggia e ti assicuri che la gente non corra pericolo. Io vi porto la testa, la coda e tutto quello che c'è in mezzo. Non sarà facile per niente, è una brutta bestia e va ucciso alla svelta. Vero che avete intenzione di chiudere le spiagge? Sì, esatto. Questo è uno squalo che ti si mangia vivo. Ne avevi mai visto uno simile? No. Non ci riesco! Guardate che mostro! Ci serve una barca più grossa. Le storie? La verità è che le storie sono ovunque. E le puoi condividere con un gesto della mano. Sì, hai visto un tramonto, un cane, un fiore. E sì, hai preso un caffè, fatto colazione, hai preso un panino. E puoi raccontare una storia in 10 secondi? 6 secondi? 3 secondi? Delle storie che svaniscono. Ah, che bel cane. Ma dai, se vuoi davvero perderti in una storia, devi farlo nel modo e nel posto giusto. Aspetta un attimo. Azione! Le grandi storie sono quelle in cui puoi perderti. Perdersi davvero in una storia vuol dire niente suoni, notifiche, niente click, swipe up, mi piace. Immagina 2 ore così. Le poltrone più comode, il grande schermo, il suono più coinvolgente. Perditi nelle grandi storie.
solo al cinema. Non è meraviglioso? Devo dire che effettivamente, se ci fate caso, in questa speciale puntata dove cerchiamo di analizzare, prendendo insomma un po' di informazioni in rete, perché ormai la tecnologia ci permette anche di approfondire alcune tematiche, abbiamo preso spunto e ci siamo chiesti: ma perché le locandine spesso sono, diciamo, considerate una sorta di pubblicità di un film? Può anche essere in parte, ma in realtà, se analizziamo bene, guardiamo le locandine, sono delle vere opere artistiche e ci danno già il senso e la trama del film, e basta osservarle, non è complicato. Abbiamo parlato dello squalo, era il 1975, e se pensiamo che quando noi ci facciamo una bella nuotata al mare, in un mare blu dove veramente non riusciamo a vedere anche con la maschera e le pinne, il fucile giù nel profondo blu, e all'improvviso tu sai che ti puoi aspettare qualsiasi tipo di essere marino che non ti aspetti, è chiaro che te la strizza un po', ti viene un po' la fifarella. A me personalmente viene, e vi assicuro che non è una bella sensazione. Vabbè, allora, adesso invece è arrivato il momento di parlare di un'altra grandissima locandina, perché correva l'anno 1994. Il titolo del film, con a caratteri cubitali scritti su questa bellissima locandina, è Pulp Fiction, e qui c'è il fascio torbido del pulp, perché se noi mettiamo una rivista pulp, un po' di noir e dei dialoghi taglienti, è un'attitudine da vera femme fatale, e che cosa otterrete? Questa bellissima locandina di Pulp Fiction. Cioè, chiamiamoli manifesti, ma il cinema, devo dire, attraverso le locandine ha anche cambiato un po' le regole. Troviamo in questa splendida immagine Uma Thurman nei panni di Mia Wallace, sdraiata in una posa sensuale, con una sigaretta e un'espressione che è un mix di noia, sfrontatezza e mistero. La locandina con i suoi colori caldi e la tipografia, diciamo, da rivista economica, è un omaggio alla cultura pulp che dà il nome proprio al film, appunto Pulp Fiction. Non mostra una scena, ma l'intero tono in un mix di violenza stilizzata, umorismo nero e personaggi indimenticabili. Qui il genio della locandina sta nel sintetizzare l'essenza del film in un'unica immagine. È un invito a entrare in un mondo frammentato e non lineare, un tuffo nella cultura pop che ha fatto la storia del cinema indipendente. L'immagine di Mia Wallace è diventata un'icona non perché fosse l'unica storia, ma perché è la chiave di accesso a tutte le storie del film di Pulp Fiction. Amici di Radio Libertà, non ci resta che veramente, oltre che guardarci di nuovo con un'attenzione, un occhio diverso, queste bellissime immagini, opere artistiche del cinema, e beh, insomma, non si può fare a meno poi di riguardare, almeno per quanto mi riguarda l'avrò visto 16-17 volte Pulp Fiction, ma una 18ª volta ci sta alla grande. Movie Time, la magia del cinema. In attesa del controllo incrociato per ottimizzazione sala. Configurare schermo personalizzato. Campo visivo al massimo. Accendere rivoluzionario sistema di proiezione. Nitidezza immagini perfezionata. Calibrare potente sistema audio. Audio ad allineamento laser perfezionato. Preparare gli spettatori per il massimo effetto. Spettatori pronti per immersione totale. L'esperienza cinematografica più coinvolgente del mondo inizia. Movie Time, la magia del cinema con Vincent. Ora. Scusami, sto andando dalla mia ragazza. Ma c'è la fila. Tutto a posto? Sì. Vado dalla mia ragazza, sì. La ragazza. Scusatemi. Oh, ma sei in ritardo. Guarda, i 5 minuti sono passati a un quarto d'ora. Non hai capito, non mi partiva il motorino. Vabbè. Hai visto che c'è lì dietro? Sì, me lo dici dopo. Tocca a noi, facciamo il No, Guarda, c'è. No, vabbè. Benvenuto Al cinema. Quanti hanno i biglietti? Vabbè, ma è uno scherzo. Il cinema non scherza mai. Dai avanti che ci rallentate la fila. Vabbè, io allora vado a prendere i popcorn. Ecco qua, popcorn e coca.
So, 10 euro. 10 euro, sì. Beh, che volevo fare? Ah, sì. No. Magari per salvare. Vederla. Salve. Sarà sulla sinistra. Arrivederci, buonasera. In fondo al corridoio a destra. Camminare, su. Buonasera. Non male, eh? No, infatti, non male. No, dicevo il film, non male. Il film? Sì, no. Bella scelta. L'ho scelto io lo vedo con Luca, io. Ecco qua. Oh, mi scusa. Ah, c'è Luca. Salve, buonasera. C'è Luca. C'è Luca. Buonasera. Fammi vedere. Biglietti? Prego. Scusi. Non può spiegare cosa sta succedendo? Niente. Siamo tornati. Popcorn? Signorina, mi raccomando al cinema, niente cellulare. No, scusi. Buonasera. Vi preghiamo di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo. Il film sta per cominciare. Oh, benvenuti, Movie Time, la magia del cinema. Salutiamo anche gli amici che poi ci riascolteranno nelle repliche, coloro che avranno la possibilità di riascoltare il podcast attraverso Spotify, attraverso iTunes, attraverso il nostro sito radiolibertà.net nella sezione podcast, ma soprattutto attraverso la nostra bellissima applicazione. Io vi consiglio di scaricarvi l'applicazione della radio, perché trovate, oltre ai podcast che vi potete riascoltare, trovate un ricco palinsesto, trovate la sezione delle notizie, ma la cosa più importante per come la vedo io è quella che potete selezionare il vostro programma preferito e un minuto prima dell'inizio del programma, selezionando il programma che da voi scelto, tappate su invia una notifica prima dell'inizio del programma, così non vi perderete il vostro programma in diretta qua sui nostri canali. È molto semplice, cioè la nostra applicazione ha una potenzialità incredibile, sfruttatela, usatela. Poi se avete lo stereo in macchina, ormai tutte le automobili hanno il Bluetooth, potete chiaramente condividere la musica attraverso il telefonino, ascoltandola sulla vostra macchina. Cioè, più semplice di così ormai si muore, perché la tecnologia sotto questo punto di vista ci viene in aiuto. Parliamo delle bellissime locandine che hanno rivoluzionato il modo anche di comunicare il senso di un film. Opere artistiche visive semplicemente contenute in un'immagine, che è il cosiddetto manifesto dell'Ottocento, inizio Novecento, che è di nascita di scuola italiana. Ne stiamo parlando in questa speciale puntata, dedicata appunto alle locandine che hanno fatto un po' la storia del cinema. È arrivato il momento di parlare del Silenzio degli Innocenti, ed era il 1991, La falena sulla bocca. Qui entriamo veramente nel buio della psiche umana. Vi sveliamo, cerchiamo di farlo, il mistero dietro la locandina appunto del Silenzio degli Innocenti. È un'immagine fatta di simbologia, paura e un insetto che fa venire veramente i brividi, perché qua troviamo la falena, testa di morto, che copre la bocca di Jodie Foster, ma non è un semplice dettaglio, è un'intera metafora. La falena rappresenta la trasformazione del male, il desiderio di diventare qualcos'altro, e la sua presenza sulla bocca di Clarisse suggerisce appunto il silenzio, il trauma e la difficoltà di dare appunto un nome all'orrore. È un'immagine che comunica un senso di soffocamento psicologico, di verità che non può essere appunto pronunciata. La locandina, con il suo design minimalista e inquietante nello stesso tempo, comunica più di 1000 parole, perché il silenzio è parola. Questo mi hanno insegnato negli anni di teatro. La scelta di non mostrare in questa locandina i volti, ma di giocare con il simbolismo, crea addirittura un senso di mistero che intrappola lo spettatore proprio come l'incubo che vive la protagonista in questo meraviglioso film, con un grandissimo Anthony Hopkins, Il Silenzio degli Innocenti.
Movie Time, la magia del cinema. 9, inizio sequenza accensione. 10, 5, 4, 3, 2, 1, decollo. Movie Time, la magia del cinema, con Vincent. Ci siamo? 6, 5, 4, 3, 2. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Il 20 novembre 1945 iniziò il processo che cambiò la storia. Costringerò Goering a testimoniare. Un duello psicologico senza eguali. Con il premio Oscar Russell Crowe. Nessuno è mai riuscito a battermi. E il premio Oscar Rami Malek. Lei è molto sicuro di sé. Norimberga, dal 18 dicembre al cinema. Lucky Red è orgogliosa di presentare il Leone d'Oro del Festival di Venezia. Puoi scegliere gli amici e gli amori, ma non puoi sceglierti i familiari. Il nuovo film di Jim Jarmusch, con un cast straordinario, tra cui Adam Driver, Kate Blanchett, Tom Waits. Tutto può succedere, tutto è casuale. Father, Mother, Sister, Brother, dal 18 dicembre al cinema. A Natale, regalati il grande cinema. Se concedessi questa grazia, l'opinione pubblica mi massacrerebbe. Con Tony Servillo e Anna Ferzetti. La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni? La Grazia, il nuovo film del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, in anteprima al cinema dal 25 dicembre al 1 gennaio, solo la mattina. Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e ti scava. Tu scavi. Sta attento! È una bomba questa! Ammazzo lei e faccio saltare per aria tutto il negozio! Che aspetti? Non devo mica fare la spesa. Tu sei il male e io sono la cura. Bella, devo dire che è molto bella e interessante questa puntata dedicata non alla solita puntata sul cinema, per quanto possono essere interessanti, importanti le rubriche che io vi propongo, tematiche e quant'altro, ma toccare il tema delle locandine devo dire che non è male, mi ha molto incuriosito e spero che possa incuriosire anche voi. È arrivato il momento di parlare di una meravigliosa locandina, qui c'è tutto anche il tocco artistico dell'italianità. Parliamo di E.T. l'extraterrestre, il tocco che unisce appunto i due mondi. Da un altro mondo nasce un'amicizia che non conosce confini. Oggi riscopriamo il tocco magico della locandina di E.T. l'extraterrestre, telefono casa, un'immagine che ha scaldato il cuore di intere generazioni. Quell'immagine iconica con la mano del bambino che si unisce a quella dell'alieno è una citazione moderna e toccante allo stesso tempo del capolavoro di Michelangelo, la creazione di Adamo. Ma qui la scintilla non è la vita, ma è l'amicizia, l'innocenza e la connessione tra due esseri diversi, due esseri di mondi addirittura lontani milioni e milioni di anni luce, cioè un extraterrestre e un bambino, appunto un essere umano. Lo sfondo poi stellato enfatizza la provenienza cosmica appunto di E.T. e la magia di quel momento, unendo il terrestre con l'extraterrestre. La locandina, così semplice ma così potente, comunica il cuore del film, l'innocenza dei bambini e la capacità di stringere legami inaspettati. È un'immagine di speranza e di scoperta e di un'amicizia destinata a superare ogni barriera universale. Movie Time, la magia del cinema. E.T. l'extraterrestre, correva l'anno 1982. Lo possono vedere soltanto i bambini. Ma fammi piacere. Si stanno verificando fenomeni inspiegabili in tutto il mondo. Stanno accadendo ovunque, persino nel tuo stesso quartiere. Sta scoppiando l'inferno.
Avete visto cosa sta succedendo? È pazzesco. Movie Time, la magia del cinema. Ascoltala anche tu, con Vincent e con Harry Potter. Ogni sabato dalle ore 16. Movie Time, la magia del cinema, Vincent De Maio, Radio Libertà, radiolibertà.net per tutte le informazioni che vi dovessero necessitare. In questa bella, spero, speciale puntata dedicata alle locandine dei film, stiamo ripercorrendo insieme queste fantastiche illustrazioni. Un tempo venivano chiamati manifesti, oggi vengono chiamate locandine. Pensate, all'inizio degli anni dell'800, fine 800, inizio 900, per mano di grandi artisti italiani nasceva questo modo di comunicare. Una grandissima scuola italiana ancora riconosciuta in tutto il mondo, ancora oggi. Parliamo adesso invece di una locandina e soprattutto di un film che mi lega molto per tanti motivi, per Kurz, già vi ho detto chi è, il Marlon Brando, credo che sia l'interpretazione migliore di Marlon Brando in soltanto 10 minuti di film in cui lui appare nel finale in un monologo scritto e interamente improvvisato dal grandissimo attore, anche se io non amavo tanto Marlon Brando, ma amavo tantissimo James Dean, ecco, che nascevano nello stesso periodo e entrambi venivano dall'Actor Studio. Detto questo, parliamo del film Apocalypse Now, 1979, Viaggio nel cuore di Tenebra. E qui c'è l'orrore. L'orrore era il monologo di Kurz, meraviglioso intro del monologo finale del colonnello Kurz, uno strepitoso Marlon Brando, e noi vi portiamo nel Vietnam del cinema, dove l'orrore si manifesta in un viaggio allucinante, e quindi parliamo della locandina di Apocalypse Now, un'immagine che è un pugno nello stomaco. La locandina è un capolavoro di design caotico e psichedelico. L'immagine di Marty Sheen che si sovrappone a una scena di battaglia, con gli elicotteri in silhouette, le esplosioni, e qui simboleggia il viaggio interiore del protagonista. La tavolozza di colori caldi e minacciosi evoca il delirio mentale della guerra e la discesa nella follia. La composizione frammentata e nervosa è un riflesso delle psiche dei personaggi. Questa locandina non promette un film di guerra, ma un'esperienza sensoriale e psicologica. È un viaggio appunto nel cuore delle tenebre, un ritratto dell'assurdità e della follia della guerra. Ogni elemento visivo è un'anticipazione di quello che accadrà sulla pellicola. Apocalypse Now, un grandissimo film di un grandissimo regista, il mio preferito, Francis Ford Coppola. E dalla follia psicologica di una guerra che ha devastato intere generazioni, quella del Vietnam, parliamo di una follia, di frammenti di follia, in questo caso psicologici. E qui parliamo di Psycho, 1960, e la notte in cui la paura ha cambiato il volto. Qui in Movie Time analizziamo le locandine e soprattutto questa speciale locandina di Psycho. È un'immagine che incarna la paranoia e la doppia identità. Preparatevi a entrare nel Bates Motel. La locandina presenta un'immagine frammentata e quasi delirante con i volti dei personaggi che si sovrappongono e si distorcono. Il volto di Anthony Perkins, che si sdoppia in un'espressione folle, riflette la psiche frammentata proprio del protagonista, Norman Bates. I caratteri tipografici, nervosi e quasi sbiaditi suggeriscono una storia di follia e dissoluzione della personalità. Questa locandina è un capolavoro di tensione visiva. L'uso di un design nervoso e disorganizzato riflette, in questo caso, proprio il disordine mentale dei personaggi di questo film. È un invito a esplorare il lato oscuro della psiche umana, dove l'orrore si nasconde dietro una facciata di normalità. Quanto è reale questa espressione? Quante persone incontriamo durante la nostra giornata di vita quotidiana prendendo i mezzi pubblici, i treni, le metropolitane, girando in macchina, andando a fare la spesa? Cioè, veramente, dove potenzialmente l'orrore si può nascondere dietro una facciata di normalità. Cioè, fatti di vita quotidiani che la cronaca purtroppo ci dà quotidianamente in pasto. Assurdo.
Psycho, frammenti di follia. Movie Time, la magia del cinema. Meglio che prendi nota. Io sono cattivo, incazzato e stanco. Sono uno che mangia filo spinato, piscia napalm e riesce a mettere una palla in culo a una pulce a 200 metri. Lei chi cavolo è? Allora vedo che non ha capito. Io non sono qui per salvare Rambo da voi. Io sono qui per salvare voi da lui. È nascosto lassù come una zecca tra i peli di un cane. Sei ferito e stai sanguinando. Non ho tempo di sanguinare. Al cinema viviamo insieme ogni emozione. Pazzesco. Quali sono le cose importanti? Lo sai quali sono. Quelle che fanno brillare gli occhi. Che lasciano col fiato sospeso. E che ci riempiono il cuore. Cerchiamo di fare del nostro meglio. E a volte il meglio che possiamo fare è ricominciare da capo. Dai raga, tutti insieme! Il cinema fa sognare in grande. E questo è il sogno. Ogni volta nuovo di zecca ogni sera. Ed è molto esaltante. Credo che sia stato il più bel momento della mia vita. Non si arrendono mai. Assolutamente no. Accade solo al cinema. Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Scusa. Stiamo ripercorrendo insieme in questa speciale puntata alcuni dei film che hanno una locandina estremamente interessante, dove in realtà non si nasconde un'immagine giusto per fare pubblicità ad un film, ma si nasconde l'essenza anche psicologica, come nei film di cui stiamo parlando, di un film che ci racconta veramente quello che noi andremo a vedere. Ci dobbiamo soltanto soffermare ad analizzare bene quello che stiamo guardando. Prima ancora di guardarci un film, guardiamo la locandina e facciamo questo gioco. Cerchiamo di trovare degli indizi che ci possano far capire l'essenza che appunto gli artisti, in questo caso l'artista che dipinge questa locandina, all'inizio si dipingeva una mano, oggi vabbè la tecnologia ti permette anche di dipingerli con i computer, ma ricordiamo che nasce come scuola italiana, una grandissima scuola italiana ancora oggi conosciuta in tutto il mondo. Ci sono mostre che fanno dedicate appunto alle locandine più belle mai realizzate nella storia del cinema, e spesso e volentieri sono più famose le locandine di alcune opere come appunto d'arte, come i quadri in questo caso. E io vi invito a fare questo gioco. Guardate una locandina di un film e fate il gioco di capire che cosa vi comunica. Adesso è arrivato il momento di parlare di Arancia Meccanica, e qua troviamo in questa locandina il volto dell'ultraviolenza. Prego, venga, non si preoccupi, anche se in ritardo può entrare lo stesso in questa speciale puntata di Movie Time, la magia del cinema, anche se si è collegato in ritardo, nessun problema. Lei sa che può riguardarsi, riascoltarsi più che riguardarsi il podcast sul nostro sito radiolibertà.net, attraverso la nostra applicazione che la può scaricare da iTunes o appunto da Google Play, insomma il Play Store di Android. Quindi prego, entri pure. Qua adesso vi portiamo nell'angolo appunto dell'ultraviolenza, no, nel senso della locandina di cui noi andiamo a parlare, perché oggi vi portiamo nel mondo di Alex. Alex è il protagonista di Arancia Meccanica, analizzando appunto questa iconica locandina di Arancia Meccanica. E qui troviamo un'immagine che non invecchia mai. E c'è il volto di Malcolm McDowell con l'occhio spalancato e il cappello a bombetta, che è diventato un'icona universalmente riconosciuta. Il suo sguardo fisso e penetrante, a metà tra l'innocenza e la follia, è l'essenza stessa del personaggio di Alex. La locandina, con il suo design minimalista e il contrasto tra il bianco e il nero, è il tocco di arancione. Evoca appunto l'estetica futuristica e distopica del film. Ricordiamo che il film è diretto da un grandissimo regista, ok? Che non ha bisogno di nessuna
presentazione. Stanley Kubrick. L'immagine comunica un senso di disagio, di violenza latente e di ribellione giovanile. La locandina è un'anticipazione perfetta dello stile del film, provocatorio, scioccante e visivamente potente. È un manifesto di una generazione ribelle ed è un ritratto della violenza giovanile in una società distopica. L'immagine di Alex è proprio un simbolo che continua a far discutere e a far riflettere ancora oggi. Arancia Meccanica era l'anno 1971. Come poi non ricordare, era il 1972, quindi un anno dopo Arancia Meccanica usciva un grandissimo film, Il Padrino, ancora con un grandissimo regista, Francis Ford Coppola. E qui troviamo l'ombra della vendetta. Dietro ogni grande famiglia si nasconde un'ombra. In questa puntata speciale stiamo parlando proprio delle locandine o i manifesti che precedono l'uscita di un film e spesso sono diventate delle vere icone, famose più di qualche opera di artisti. E allora analizziamo per esempio l'eleganza minacciosa della locandina del Padrino. In questa immagine diciamo che promette potere, vendetta e tradimento. L'immagine di una mano che tiene i fili di una marionetta è il simbolo potentissimo, e la mano a chi appartiene? A Don Vito Corleone, il burattinaio, colui che controlla tutti i fili della famiglia e del crimine organizzato. La tipografia, con il suo carattere elegante e minaccioso, evoca appunto un senso di potere e di oscurità. La locandina appunto è un'anticipazione perfetta della trama che racconta di potere, di vendetta di un'intera famiglia che viene manipolata per gli interessi del padrino stesso. Questa locandina è un capolavoro di simbologia. L'immagine appunto della marionetta riflette la sua condizione dei personaggi che ci sono in questo film, che poi sono tutti controllati da un potere invisibile, implacabile. È un ritratto della corruzione, del tradimento, del desiderio di potere che corrompe anche i legami più sacri. Il Padrino, correva l'anno 1972. Tutto questo contenuto in una semplice immagine, la locandina di questo film. Movie Time, la magia del cinema. Mio padre non è diverso da qualunque altro uomo di potere, da chiunque abbia la responsabilità di altri uomini. Ti assicuro che se mi dessero quella parte nel film, capisci? Io potrei tornare a galla vecchio ore prima. Il cinematografaro ti darà quello che vuoi. C'è niente da fare. Gli farò un'offerta che non può rifiutare. Lei sa chi è mio padre. Stanno venendo qui per ucciderlo. Negli affari di famiglia non ci volevi entrare. Credevo che non saresti mai diventato come tuo padre. Ma non volevo che la facessi tu questa vita. Fred, sei il fratello maggiore e io ti voglio bene, ma non ti azzardare a schierarti mai più contro la famiglia, chiaro? Mai più. Michael, rinuncia a Satana, rinuncia a tutte le sue opere. Sì, rinuncio. Non mischiarti nei miei affari. È vero. Basta! La pistola lasciala. Pigliami i cannoni. Radio Libertà, i nostri social, la nostra applicazione, vi consiglio di scaricarvela, assolutamente, è tascabile, non costa niente, il telefonino ce l'avete sempre con voi in tutto il mondo, la potete ascoltare, se non avete la radio DAB in macchina potete comunque condividere attraverso il Bluetooth l'ascolto del telefonino, ascoltandolo appunto nella vostra radio, è molto semplice e il gioco è fatto, e per di più insomma non costa niente, è gratuita e potete essere aggiornati su tutto quello che sono alcune informazioni. C'è la sezione delle news, c'è la sezione dei podcast, c'è anche la sezione della classifica dei brani più trasmessi dalle varie radio. Insomma, sono piccole informazioni tascabili che Radio Libertà comunque vi dà gratuitamente.
oltre che vi consiglio di leggere anche il nostro sito radiolibertà.net, perché è un sito all news con tutte le notizie aggiornate in tempo reale. Adesso, in conclusione di questo speciale appuntamento dove stiamo parlando delle locandine che hanno fatto storia nel cinema, parliamo di un film che è uscito nel 1979. Il titolo è Alien. Nello spazio nessuno può sentirti urlare. L'incubo spaziale della locandina di Alien, un'immagine che ti farà tremare. Il titolo con la sua minaccia implicita: nello spazio nessuno può sentirti urlare. È un geniale colpo di genio. È l'immagine con il suo uovo alieno che si schiude e alla luce verde che ne fuoriesce evoca un senso di pericolo e di minaccia che non si vede ma si sente. L'intera locandina è un'anticipazione della suspense, del terrore e del design mostruoso del film. Il contrasto tra l'oscurità nello spazio e la luce verde che emerge dall'uovo è un po' una metafora dell'arrivo di una creatura oscura e mortale. Questa locandina è considerata un capolavoro di design minimalista e di tensione. L'assenza poi di dettagli sul mostro rende il film ancora più spaventoso, perché mostra un'immaginazione di quello che può essere l'ignoto. Non lo vediamo e quindi non ci facciamo un'idea fantasiosa. È un ritratto della paura, dell'orrore e della minaccia che si nasconde nell'oscurità dello spazio. Capite che la scuola italiana di cartellonistica era rinominata per l'uso di dipinti a mano, spesso drammatici, passionali, dei loro corrispettivi competitor americani. Nella Dolce Vita 1960 l'artista Giorgio Olivetti, spesso dominato da disegni che ritraggono Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, catturando l'atmosfera decadente e lussuosa della Roma degli anni 60. Il dinamismo e il senso di movimento suggeriscono una vita frenetica. Per un pugno di dollari, 1964, l'artista Renato Casaro, uno degli ultimi grandi pittori del cinema, eccelleva nel ritratto di eroi d'azione. Le sue locandine per gli spaghetti western e in generale per i film di Sergio Leone utilizzavano colori accesi e composizioni dinamiche che catturavano l'essenza e dell'epica con le pennellate vigorose. E per oggi, amici di Radio Libertà, con Vincent De Maio è tutto. Spero che vi sia piaciuta questa speciale puntata dedicata alle locandine dei film, veri e propri capolavori artistici che fanno invidia a molte opere d'arte, in questo caso quadri blasonati. Motore, partito, silenzio prego. Tutto il mondo è un palcoscenico e tutti, uomini e donne, siamo attori, con le nostre uscite, le nostre entrate, e nella vita ognuno recita molte parti. Ti batte forte il cuore per il brivido del grande schermo o per l'emozione del palco? Se ami il cinema, amerai anche il teatro. Ogni settimana recensioni e curiosità dal dietro le quinte del palcoscenico. Silenzio in sala, si va in scena. Va ora in onda Prima Fila, la rubrica che vi porta dietro le quinte dell'arte scenica, le storie, i protagonisti, le emozioni da vivere, gli spettacoli da non perdere, con Patrizia Gallini. Dichiaro che questo teatro è chiuso! L'amore in scena non sarà mai vero finché la legge vorrà le nostre eroine interpretate da squittenti bambocci vestiti da donna. Una donna sul palcoscenico. Che ventata di freschezza! Una donna, dico! Qual è l'opera e qual è la mia parte? Buongiorno, si avvicina il Natale e pertanto vi porto a vedere Zelig Lab e precisamente We Wish You a Zelig Christmas, che verrà rappresentato al Teatro Leonardo il 20 e il 21 dicembre. Il Teatro Leonardo è stato fondato nel 1979 da Fiorenzo Grassi e Gianni Valle e si trova non in centro ma in zona città studi e precisamente in via Ampere all'1 ed ha all'incirca 500 posti. Sarà una serata di puro divertimento con comici e musicisti per anticipare questa bella festa dell'ultimo dell'anno.
verrà condotto da Davide Pagnate e vedremo una delle migliori comiche italiane, Corinna Grandi. Ci sarà inoltre un illusionista e prestigiatore, Nicolas Albanese, che segue un attimo la storia, diciamo, dei maestri Raul Cremona e Mago Foresti. Abbiamo inoltre Edi Mirabella, che è un giocoliere acrobata, e Alice Redini, comica di grande forza e spessore. Giada Parisi, che mangia pasta al sugo come se non ci fosse un domani ed è veramente un talento eccezionale. Max Samaritani, che è un comico con un modo diretto e autoironico di parlare di corpo, immagine e vita quotidiana, senza filtri e senza drammi inutili. Il tutto sarà accompagnato dalla musica di The Backside of the Moon, che sono gli eredi di Elio e le storie tese, e hanno ricevuto un premio al Fan Cool Music Award, contest di musica comica di Zelig nel 2018, e che dal 2025 diventano la resident band della nuova stagione di Zelig su Canale 5. 2 dati: prima di tutto al sabato sarà sabato 20, lo spettacolo sarà alle 20:30, mentre domenica, come al solito, avremo il pomeriggio alle 16:30. Il biglietto intero 30 euro, il ridotto under 30 e over 65 17. Lo spettacolo avrà una durata di circa 100 minuti. Lo spettacolo è accessibile anche alle persone non udenti tramite telefonino. L'info e le prenotazioni si possono fare sia online e un'ora prima dello spettacolo, nonché sulla vendita Viva Ticket. Ed ora vi porto al Teatro San Babila. Il Teatro San Babila si trova nel cuore pulsante di Milano e precisamente in centro, proprio in piazza San Babila. È nato nel 1964 su progetto dell'architetto Mario Cottardi e voluto dal cardinal Giovanni Battista Montini. Il Teatro San Babila dalla stagione 2013-2014 ha avuto la gestione della Fama Fantasma SRL con la direzione artistica di Marco Vaccari. È diventato teatro di produzione e di ospitalità, favorendo l'incontro di diverse discipline, aprendo così le sue porte anche agli eventi ospiti. Ha ospitato le più grandi voci del teatro italiano, da Paolo Stoppa a Franca Valeri. C'è stato Peppino De Filippo, Giorgio Albettazzi, Massimo D'Arporto e molti altri. Parliamo ora dello spettacolo, che viene rappresentato il 19, il 20 e il 21 dicembre. Il titolo è molto particolare, Chicchignola, con Massimo Venturiello, Maria Letizia Gorga, Franco Mannella, Claudia Portale e Claudia Proietti. È una commedia sia contemporanea che tradizionale al tempo stesso. Chicchignola è un uomo qualunque che tira avanti vendendo giocattoli costruiti da lui stesso su un carretto lungo le strade di Roma e viene deriso un po' dalle persone. La sua passione per palloncini e giocattoli sembra essere espressione di grande ingenuità, se non addirittura di stupidità. E con estrema facilità dunque sua moglie lo tradisce col suo migliore amico nella convinzione che il marito non scoprirà mai nulla. Sono i cosiddetti furbi che ronzano intorno al poetico protagonista. Avranno invece la possibilità di ricredersi e di confrontarsi con la loro squallida superficialità. La commedia è considerata la più bella commedia di Ettore Petrolini. Fu rappresentata per la prima volta nel lontano 1931 al Teatro Argentina di Roma e l'anno successivo fu portata a Parigi, dove riscosse un successo straordinario a livello internazionale, perché avremmo potuto incontrare questa pièce sia
nel 1931, ma anche addirittura oggi, in quanto è sicuramente un pezzo sia moderno che antico. 2 dati, allora, abbiamo il 19 e 20 dicembre alle ore 20, mentre come al solito avremo il pomeriggio del 21 dicembre alle ore 16. I biglietti sono in vendita sia al teatro stesso e online. Abbiamo l'intero 27 e gli under e gli over a 22 euro. La biglietteria è aperta da martedì a venerdì dalle ore 14 alle ore 17. Ed ora, per finire, una piccola chicca. Vi porto al Teatro Filodrammatici e precisamente il 17 dicembre, dove Savà Produzioni Creative presenta Propositiva 2.0 di Elena Di Cioccio. Essere propositivi significa guardare avanti, costruire invece di distruggere, cercare soluzioni invece di fermarsi al problema. Tra risate, riflessioni e momenti di pura comicità, Elena Di Cioccio invita il pubblico a cambiare prospettiva. Ridere alla vita, anche quando è complicata, è il modo più propositivo per affrontarla. Attraverso un linguaggio diretto della comicità, Elena accompagna il pubblico in un viaggio che tocca temi universali, ma sempre con leggerezza, sarcasmo e una vitalità contagiosa. La sua è una comicità che smonta i tabù, che spiazza, che emoziona. La protagonista è una splendida cinquantenne che affronta la vita così com'è, con autoironia, intelligenza e un sorriso disarmante. In scena alterna momenti esilaranti e riflessioni profonde. Vi ricordo che potrete trovare sulla mia pagina Instagram tutte queste notizie. Vi saluto, ci sentiamo la prossima settimana con altre novità. Avete ascoltato Prima Fila. L'ultima scena, infine, in fondo a questa strana e lunghissima storia, è una seconda infanzia, completo oblio, senza denti, senza occhi, senza gusto, senza niente. Oh, ti è piaciuto? Oh! Torna a sognare ad occhi aperti. Vi aspettiamo la prossima settimana qui a Movie Time, la magia del cinema. Buona visione e soprattutto buon ascolto. Ciao, alla prossima. Vi voglio bene. Avete ascoltato Movie Time.